buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Vox, buonasera Salvatore. Ciao ragazzi. Stasera abbiamo il percussionista per eccellenza del panorama partenopeo cantautoriale, non solo, anche etnico. E Vox, ci sei? Ci sono. Abbiamo nel frattempo una persona autorevole che è appunto Sasà Cosenza, è una persona che chissà cosa vuol dire percussioni sicuramente conosce, perché è una persona che ha fatto delle percussioni il proprio stile di vita, sa cosa vuol dire il ritmo, sa cosa vuol dire la musica. È qua per parlarci anche della commissione spettacolo al comune di Napoli. Sasà ogni tanto lo incontravo in compagnia di altri artisti, tra i quali quelli che abbiamo nominato: Enzo Gragnaniello, Ciccio Merolla, Lino Cannavacciuolo, Carlo Cavillo, Davina Sastri. Sei partito un po' dal rock, da quello che era l'elemento giovanile, e poi ti sei ricollegato anche alla tua patria partenopea e a tutta la cultura musicale. Certo. In tema ti voglio dire che noi il 26 novembre stiamo al Piccolo però io faccio il percussionista, Special Gates con i Sob. Però il 26 novembre al Piccolo è un grande bel spettacolo, tutti i pezzi del 500 e 600 napoletano rifatti rock progressivo. Quindi è un po' un mix interessante, è un po' un qualcosa che è un po' impegnativo, molto bello. Beh, ma è per quello che hanno chiamato te, perché te ormai sei un po' una 4x4 delle percussioni, quindi vai su tutti i generi, riesci a spaziare e a trasmettere anche a livello diciamo interiore, no? Hai ragione Fox, hai ragione, io sono double fast. E questo che ci piace. Riesco a fare il popolare, come riesco a fare il pop, come riesco a fare il rock e come riesco a fare il blues. Sono double fast. Vediamoci ragazzi, che la prima percussione che suona Sasà è il cuore. Ciao Fox, alla prossima. Bene, alla prossima a te, ciao. Ciao da noi. Regia, sigla. Diretta esclusiva con Sasà Cosenza su Ancoradio.